nei momenti in cui, come questo, in cui la crisi costringe o almeno fa in modo che gli stati centrali cerchino sempre più di accentrare non solo competenze ma anche risorse, vediamo la sollevazione dei territori. L'esempio eclatante è il nostro Veneto, in cui noi abbiamo chiesto di poter far esprimere i cittadini con due referendum, uno sull'autonomia e l'altro sull'indipendenza. Le risorse sono sempre minori, la tassazione è sempre più alta e i cittadini non vedono un ritorno in ordine di servizi e di risorse per i propri territori. Questo sembrerebbe in contrasto con quello che è la coesione che viene, la coesione e la sussidiarietà che viene anche in un certo qual modo incentivata a livello europeo, ma le due cose sussistono grandemente tra di loro, perché vediamo che dove c'è maggior decentramento c'è miglior gestione non solo delle risorse, ma c'è miglior gestione della cosa pubblica e dei territori, e questo fa in modo che i cittadini, prima di tutto gli amministratori, e i cittadini siano più responsabilizzati. Credo vada assolutamente in una direzione positiva anche il riuscire a fare noi nel Comitato delle Regioni proprio da cuscinetto, direi da anello di congiunzione forte tra le esigenze dei territori e poi quanto viene deciso a livello di Unione Europea, perché spesso oggi si parla di anti-europeismo, spesso si parla di regole calate dall'alto che non conoscono i territori, spesso di vincoli e di lacci che mettono anche in difficoltà le nostre imprese, la nostra qualità della vita quotidiana. Dobbiamo non solo conoscere, ma anche collaborare perché ciò non avvenga, e questo non avviene esattamente nella misura in cui ci si parla, ci si confronta, si conoscono i provvedimenti, ed è proprio questo il senso anche di questa mattina, quello appunto di mettere insieme i vari livelli e farli dialogare in maniera importante. Io credo che sia tutto questo oggi saper guardare positivamente verso l'Europa. Vuol dire saper cogliere anche le opportunità che ci vengono offerte, modellarle, direi quasi ritagliarle come un abito sartoriale sulle esigenze del territorio, e credo che questo sia assolutamente un compito degli enti regionali per primi, degli enti locali, con, io mi auguro, anche una forte condivisione dello Stato nazionale, che deve evitare, come spesso purtroppo accade, di entrare magari a gamba tesa in competenze che non sono sue. Oggi ci stiamo confrontando con diverse regioni, diversi stati dell'Unione Europea e vediamo come è complicato raggiungere l'obiettivo di un mercato unico, però questo deve essere assolutamente un nostro traguardo, perché solo così riusciremo ad applicare delle vere politiche di coesione che ogni singolo paese, ogni singola regione potrà avere dei benefici. Credo che questo confronto lo porteremo prossimamente, nelle prossime settimane, all'Assemblea Generale della Carta che faremo a Santiago, dove lì questo documento che oggi verrà redatto sarà un elemento di discussione per la Carta che verrà approvata, che verrà in qualche maniera approvata e sottoscritta dalle 75 regioni che compongono appunto la Carta.